benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Giallo a Messina, madre e figlia trovate morte in casa, nessun indizio, neanche un messaggio, necessarie le autopsie. Donne ai vertici anche in Cosa Nostra, sempre più spesso gestiscono gli affari, altre volte, come nell'ultima operazione antimafia a Palermo, rompono il muro dell'omertà e denunciano il marito. Un tour in bici a pagamento attraverso i luoghi delle vittime di mafia a Palermo. L'iniziativa di Addio Pizzo Travel divide i social. Ad Agrigento è scomparso da 18 giorni un uomo sposato e padre di una bambina. I familiari e i carabinieri lo cercano ininterrottamente senza risultati. Vigilia di Ferragosto partiti tutti, anche Catania chiusa per ferie, saracinesche abbassate, uffici serrati, ma malgrado il caldo torrido, il centro è stracolmo di turisti che affollano bar, ristoranti, B&B, grandi magazzini, tantissimi gli stranieri. Crisi idrica, l'unico rimedio al momento sono i pozzi e l'acquisto di nuove autobotti. Così il capo della protezione civile Cocina è intervenuto in prefettura ad Agrigento e puntualmente a Naso, nel Messinese, l'amministrazione fronteggia da sola l'emergenza, scava un pozzo e trova l'acqua. Attesa a Messina per la processione di domani della Vara, la tradizionale festa di Ferragosto che porta nelle strade della città migliaia di devoti. Calcio, si avvicina all'esordio in B per il Palermo che giocherà venerdì a Brescia, anche Catania e Trapani, in campo nel weekend in Coppa. Nel frattempo tiene banco il mercato. Bentrovati. A Messina madre e figlia sono state trovate ieri sera morte in casa, sequestrate le salme, disposta l'autopsia. Francesco Triolo. Sono state trovate senza vita insieme uno accanto all'altro nello stesso letto, madre di 89 anni e figlia di 62. Erano morte da giorni, i loro corpi già in stato di decomposizione. In casa nessun segno che possa far pensare ad una morte violenta, neanche un messaggio d'addio. Ma per capire cosa sia accaduto occorrerà attendere i risultati dell'autopsia chiesta dal magistrato di turno, che ha disposto anche il sequestro delle salme. A lanciare l'allarme ieri sera i vicini di casa del condominio di Via del Fante all'Annunziata, che da giorni non avevano più visto le due donne. E poi c'era un cattivo odore proveniente dall'appartamento che aveva fatto aumentare la preoccupazione che fosse accaduto qualcosa. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa, le hanno trovate senza vita in quel complesso. C'è poca gente in questo periodo, in tanti sono in vacanza. Le due donne conducevano una vita discreta, non uscivano spesso di casa. Qualcuno avrebbe visto la figlia circa 3 o 4 giorni fa. Poi il silenzio fino a ieri sera, quando è stata fatta la drammatica scoperta. Sempre più spesso ai vertici, quando i boss sono assenti, di frequente custodiscono i segreti e la cassaforte dei clan. Sono le donne di mafia, ma a volte collaborano con la giustizia. 2 nuovi casi nelle ultime operazioni antimafia. Luca Ciliberti. Via D'Amelio, l'Albero Falcone, il Lungomare e il centro storico. L'idea di Addio Pizzo Travel è quella di far scoprire ai turisti in visita a Palermo i luoghi della violenza mafiosa culminata con le stragi del 1992 attraverso una pedalata guidata di 12 km. Tutto alla modica cifra di 42 euro a persona. Compreso nel prezzo ci sono la bici, il gelato pizzo free e una borraccia termica con la scritta No Mafia. Una iniziativa controversa che divide, ma non è l'unica, perché se da un lato c'è la scelta di una cooperativa sociale tour operator che propone, così spiegano sul loro sito, turismo etico per chi dice no alla mafia, alla scoperta dei luoghi e delle storie più significative della lotta antimafia, per regalare un'esperienza di vera partecipazione con consapevolezza di non lasciare nemmeno un centesimo alla mafia. Dall'altro c'è l'indignazione di chi negli anni ha visto il malcostume diffuso dell'antimafia, che sulle vittime e sui martiri della criminalità organizzata ha fatto affari a tutti i livelli, considerando la memoria una prerogativa quasi esclusiva. Il tema, ribaltato sui social, divide e diventa ancora una volta controverso. È giusto sfruttare i luoghi, i nomi e la memoria di chi ha pagato con il sangue il prezzo di una terra corrotta e sfortunata?
È irrispettoso fare della memoria un'attrazione turistica a pagamento. Negli Stati Uniti, tanto per citare il paese emblema della cultura capitalistica, tutto questo sarebbe normalissimo, anzi quasi dovuto. Ma in Sicilia, nella terra che quotidianamente paga le ingerenze dei clan, sembra quasi una mancanza di rispetto, come se la lotta alla mafia fosse stata trasformata in prodotto di marketing. Dopo il servizio di Luca Ciliberti sull'iniziativa a Palermo di Addio Pizzo Travel, vediamo adesso la storia che riguarda le donne di mafia. Ancora Luca Ciliberti. Donne ai vertici, anche nella criminalità organizzata, spesso sono loro a gestire gli affari, altre volte, come dimostra l'ultima operazione della Guardia di Finanza di Palermo, scelgono di rompere il muro dell'omertà e di denunciare il marito. Il caso è quello di Sara da Silva Barros, moglie dell'imprenditore Giuseppe Bruno, arrestato, che gestiva gli affari milionari del boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso. Lei conosceva tutti i segreti del marito. E per una donna che parla ce n'è un'altra che resta in silenzio, è Margherita Riccobono, figlia del boss Riccobono ucciso dai corleanesi e moglie di Michele Michalizzi, uno dei due boss del gelato, arrestati lunedì scorso nell'inchiesta che ha colpito Brioscià. Anche in questo caso i finanzieri hanno scoperto che la donna era a conoscenza di tutti gli affari sporchi del marito. Un rapporto OSCE del dicembre 23 ha certificato su scala internazionale che troppo a lungo c'è stata una tendenza a sottovalutare la componente femminile delle organizzazioni criminali per una forma di paternalismo giudiziario e per radicati stereotipi di genere. Di questo la letteratura scientifica e le esperte erano consapevoli da tempo. Esistono numerosi studi, quasi esclusivamente di ricercatrici donne, che da almeno 2 decenni segnalano questo ritardo. La storia racconta che le donne di mafia hanno spesso sostituito i boss in loro assenza. Giusy Vitale fu la prima a capo di un mandamento, fu condannata per associazione mafiosa nel 98. Da lì in poi sempre più spesso gli investigatori hanno riscontrato il ruolo di donna capomafia e quando la donna non dirigeva direttamente gli affari del clan, certamente ricopriva ruoli di vertice. L'ultimo caso, quello della sorella del boss Matteo Messina Denaro. Rosalia gestiva la cassa della famiglia mafiosa e la rete di trasmissione dei pizzini, consentendo così al boss di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza, finita poi con l'arresto nel gennaio del 2023. Una ragazza di 19 anni, Nicole Lorefice, originaria di Vittoria, è morta in un incidente stradale a Rodi, isola nel mare Egeo. In vacanza con il fidanzato e alcuni amici, era in sella una moto che si è scontrata con un autobus. Il fidanzato è rimasto ferito. Ad Agrigento è scomparso da 18 giorni un uomo di 28 anni, Daniel Barrale, sposato e padre di una bambina. I familiari e i carabinieri lo cercano ininterrottamente, senza risultati. Davide Sardo. Sono trascorse oltre 2 settimane, 18 giorni esattamente, ma di Daniel Barrale non vi è ancora traccia. Il giovane agrigentino, sposato e padre di una bambina, si è dissolto nel nulla. Il 28enne, residente nella popolosa frazione di Villa Seta, ha il telefono spento. La famiglia è disperata e teme il peggio. La sorella Rosalia ha scritto su Facebook invocando aiuto a tutti gli amici di Daniel. L'ultima a intrattenersi con Daniel è stata la moglie alla stazione ferroviaria di Palermo. Lui l'ha accompagnata in automobile, salutandola prima che partisse per il nord. Poi nessuna notizia, fin quando, dopo pochi giorni, la moglie ha contattato la cognata, sorella del marito, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Agrigento. Le ricerche dei militari finora non hanno sortito gli effetti sperati. Daniel non si trova, così come la sua auto, una Punto blu. La famiglia di Daniel lancia l'ennesimo appello a ritrovare il 28enne. Siamo disperati, scrive la sorella. Temiamo che qualcuno abbia potuto fare del male a Daniel. L'11 agosto mia nipote ha compiuto gli anni e il papà non si è fatto vivo. Daniel non l'avrebbe mai fatto. È molto legato alla bambina. Ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, il bambino di 3 anni che ieri a Caltagirone è caduto in una piscina prefabbricata in un'abitazione privata. Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è stato tratto in salvo in extremis. Ennesimo episodio di violenza alla Vucciria, dove 2 fratelli sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. Intorno all'1 di notte i 2 ragazzi, poco più che ventenni, sono stati avvicinati e malmenati da 5 giovani di origine nordafricana. All'origine dell'aggressione forse uno sguardo sgradito rivolto a una ragazza.
Notte di incendi a Palermo e provincia, in città fiamme appiccate ad alcune delle tante discariche abusive. In provincia 5 diversi roghi boschivi arginati dall'intervento in massa di Vigili del Fuoco e Forestale. Manlio Viola. Notte di fuoco a Palermo e provincia, incendi di macchia mediterranea intorno alla città e nei paesi del comprensorio, diversi roghi che hanno tenuto in apprensione i residenti. Fiamme che sono state domate grazie all'intervento in massa di Vigili del Fuoco e Forestali. Gli incendi sono stati appiccati a Terrasini, Trappeto, San Giuseppe Iato e Belmonte Mezzagno. Le fiamme sono state spente anche nel capoluogo siciliano. Ieri erano stati 8 gli incendi in tutta la Sicilia e hanno impegnato anche in quel caso forestali, Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. 2 roghi sono divampati a Catania, 2 a Siracusa, 1 a Ragusa, 1 ad Agrigento, 1 a Caltanissetta e un ultimo a Messina. Tornando a Palermo, nella notte, oltre agli incendi boschivi, a tenere banco sono stati anche i roghi dei cumuli di rifiuti in piena città. Le fiamme sono state appiccate in questo caso in via Santissima Maria del Carmelo, nella zona industriale di Brancaccio, per ben 2 volte nel vicino Corso dei Mille, in via Decollati, non distante dalla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte, e allo Zen in via Einaudi. Intanto continuano le bonifiche da parte della RAP ai rifiuti, alle discariche a cielo aperto che sono ormai tante. Si va dallo Zen fino a Corso dei Mille, quindi da nord a sud della città. Adesso l'allarme si sposta nei parchi e sulla costa, sulle spiagge, in vista della notte di Ferragosto, durante la quale la tradizione vuole vengano accesi falò, che però sono vietati. I carabinieri di Palermo hanno arrestato un uomo per spaccio di droga dopo che nella sua abitazione hanno trovato oltre 7 kg di stupefacenti tra hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per preparare le dosi. Vigilia di Ferragosto, città chiuse per ferie, strade deserte anche a Catania, poca gente in giro e chi esce lo fa per necessità. Tonino De Mana. Stiamo cercando un bar, in questo momento è tutto chiuso. Saracinesche abbassate, uffici chiusi, lucchetti, annunci alla clientela e, nella migliore delle ipotesi, orari ridotti. Catania chiusa per ferie a Ferragosto, come vuole la tradizione, con strade deserte e pochi negozi aperti. Atmosfera surreale in via Caronda, via Torino, via Battista Grassi, solitamente intasate di auto ed ora desolatamente vuote. Complice il gran caldo e, ad eccezione del centro storico stracolmo di turisti, sono poche le persone in giro. Chi esce lo fa per necessità. Sì, perché il mio panificio di sotto è chiuso. E cosa ha fatto? Cosa ho fatto? L'ho comprato al supermercato e l'ho congelato. Devo dire che ho avuto difficoltà, lo dico così ridendo e scherzando, nel fare semplicemente il prelievo del bancomat. Prelievo non disponibile, quindi anche questo non... E per quanto riguarda generi di prima necessità, tipo il pane? Devo dire che mi sento fortunata, nel senso che in questo caso noi, non mangiando pane, non abbiamo avuto difficoltà, ma per il resto sì. Ormai sono tutti in partenza per le ferie, quindi del Ferragosto, di conseguenza ci dobbiamo adattare a quelle che sono disponibilità di quei pochi panifici che sono aperti comunque. Parola d'ordine: idratarsi, e non potrebbe essere altrimenti. Bere molto sicuramente, consiglio anche di assumere integratori alimentari, insomma magnesio, potassio, questo più che altro, magari evitare di uscire proprio nelle ore di caldo. Cosa stai bevendo? Una spremuta d'arancia, siciliana. Di dove sei? Delle Marche. Chi può cerca refrigerio a mare, ovviamente gettonata la playa. Per tutti gli altri non resta che stringere i denti, compreso chi transita o lavora all'aeroporto Fontanarossa, dove la canicola sembra non risparmiare alcune zone dello scalo etneo. A segnalarlo è l'UGL, che sollecita interventi a tutela degli addetti alla ristorazione, costretti a lavorare in condizioni disagiate e con temperature insostenibili. Invasione straniera in tutta la Sicilia invece, e Catania è tra le mete preferite per il Ferragosto. Turisti alla scoperta dell'arte della nostra città, ma anche della tradizione culinaria. Tonino De Mana. Il trenino pieno di gente che percorre via Etnea, si guardano intorno e salutano festosi. È l'immagine simbolo di Catania che per Ferragosto fa registrare il tutto esaurito. Previsioni della vigilia rispettate, con alberghi, B&B, ma anche ristoranti e bar pieni, segno evidente di una città fortemente attrattiva. Valigia in mano chi viene e chi parte, ma tutti apprezzano le bontà siciliane. Dolce o salato, non fa differenza. Yeah, it's my favorite. Pistachio. La granita l'hai assaggiata? Sì, è molto buona. Con la panna. L'arancino l'hai mangiato? Sì, provato.
C'erano grosse aspettative, tutte mantenute, anche il cannolo buonissimo, appena rimangiato. Abbiamo mangiato tanto pesce, buono. Ci tornerai? Certo, sicuramente. Mare, arte, cultura ma anche shopping sono i turisti stranieri a muovere l'economia, lo rivela un report di Banca Italia e lo confermano alcuni dei nostri intervistati. Meno male che ci sono i turisti stranieri a Catania che muovono l'economia catanese. I turisti stranieri spendono oppure no? Qualcuno sì, qualcuno no, qualche tedesco, qualche spagnolo sicuramente sì. Rispetto agli italiani poco un po' di più, ecco. Ma c'è qualche tipologia, il turista straniero chiede lo sconto oppure no? No, gli stranieri no, i siciliani indubbiamente sì. Se i capi costano 20 li vogliono per 10. Insomma, diciamo che cercano in qualche modo di barattare anche il prezzo. Non va in vacanza alla cultura? Per Ferragosto aperti il Castello Orsino dalle 9 alle 19, il Museo Bellini e la chiesa monumentale di San Nicolò l'Arena. Aperto al traffico il viadotto Euno nei pressi di Enna sull'autostrada Palermo-Catania. La circolazione è limitata, la velocità ridotta a 30 km all'ora. L'ANAS ha riaperto anche le 2 rampe dello svincolo autostradale di Enna in direzione Catania, un intervento destinato a minimizzare naturalmente i disagi nei giorni di Ferragosto. Le riserve idriche sono a rischio esaurimento. La prefettura di Agrigento e la Protezione Civile regionale hanno convocato tutti i sindaci della provincia per le nuove direttive a contrasto di questa situazione. Vediamo com'è andata e che notizie ci sono con Davide Sardo. Le prospettive meteo non sono per nulla confortanti e l'unico rimedio al momento sono i pozzi e l'acquisto di nuove autobotti. Così ha ribadito il capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina, coordinatore della cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, intervenuto ad Agrigento in prefettura, accolto dal prefetto Filippo Romano, che gli ha rappresentato la gravissima condizione in cui versa la città e la provincia, tormentata da turni anche di oltre 30 giorni, con le autobotti introvabili, seppur pagate a peso d'oro dagli utenti. Cocina ha ribadito quanto contenuto in una circolare appena diramata ai sindaci e agli enti gestori del servizio idrico nell'isola, ovvero che è opportuno quanto urgente che si adoperino per ricercare nuovi pozzi o riattivare pozzi già esistenti e acquistare nuovi autobotti con i fondi già a disposizione da parte della Protezione Civile. Trovare nuovi pozzi di acqua, sappiamo che ce ne sono, lo sanno i sindaci che conoscono il territorio, possono requisirli così come è stato scritto da noi in diverse direttive. Grazie a questi nuovi pozzi che troveremo potremo trovare l'acqua che serve per gli scopi sia potabili sia irrigui. E anche a Trapani, al Comune, si è svolta una riunione sulla crisi idrica convocata dal sindaco Tranchida, che ha fatto il punto sulla situazione a pochi giorni dal sequestro di 2 pozzi in via Salemi e uno in via Tenente Alberti, che come accertato dall'ASP non erano potabili, ma dai quali 2 società hanno continuato a prelevare acqua e a distribuirla ad hotel, ristoranti e privati. Ma di solito nel sottosuolo l'acqua in Sicilia c'è, l'abbiamo detto più volte, basta cercarla, e questo sembra l'insegnamento che viene dal comune di Naso, che è nei Nebrodi, 3.500 abitanti, dove si è verificato una specie di miracolo. L'amministrazione locale è riuscita a scavare un pozzo che adesso fornisce acqua da rendere il comune completamente autonomo. Maglio Viola. Nella Sicilia della crisi idrica, fra guerra delle autobotti e aree dell'isola dove l'acqua arriva addirittura una volta al mese, c'è un paese dei Nebrodi, un'isola felice dove l'acqua non manca né per gli abitanti né per i turisti e villeggianti. È quello che è stato già definito il miracolo di Naso, comune messinese di 3.500 abitanti, proprio sui Monti Nebrodi. Il sindaco di Naso, Gaetano Nani, senza aspettare aiuti esterni, con fondi comunali ha realizzato un nuovo pozzo dal quale sgorgano oltre 300 litri di acqua al minuto. Le condotte idriche di Naso quindi saranno piene e a pieno regime. Dopo aver monitorato un po' i livelli dei pozzi e delle risorse idriche che abbiamo, sostanzialmente 2 su tutto il territorio, questo livello scendeva costantemente giorno dopo giorno. Allora, siccome avevamo la possibilità di scavare un nuovo pozzo adiacente ad un'altra risorsa idrica importante sul nostro territorio, la risorsa di Capito, praticamente
ho emesso un'ordinanza, quindi in deroga a tutte le norme previste dalla legge, siccome siamo in guerra e praticamente la regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di calamità, e allora io in qualità di rappresentante del governo ho emesso un'ordinanza e ho autorizzato il mio ufficio a scavare un nuovo pozzo e siamo stati, come dire, fortunati. Estate tranquilla dunque, anche se la popolazione del centro raddoppia ad agosto per i tanti villeggianti, ma l'amministrazione del piccolo comune non si culla sul sia pur ottimo risultato raggiunto e già a settembre ha in mente di avviare altre azioni per farsi trovare pronta anche nel caso in cui le piogge tardino ulteriormente dopo settembre. Complimenti davvero all'amministrazione di Naso nel Messinese, ma sempre a Messina città c'è attesa per la processione della Vara, la tradizionale festa di Ferragosto che porta nelle strade della città migliaia di devoti. Francesco Triolo. È la festa dei messinesi, la processione della Vara del 15 agosto, 500 anni di storia per un evento che nei secoli ha sempre raccolto attorno al carro votivo dell'Assunto a migliaia di persone. Ogni anno 2 ali di folla che accompagnano la processione da piazza Castronovo al Duomo al grido di Viva Maria. I preparativi sono iniziati da giorni con la città che si è vestita a festa. Lungo la via Garibaldi installata la scia di stendardi che raffigurano lo stemma della città, le luminarie già montate, concluse le operazioni di scerbatura che nell'ultimo mese Messina Servizi ha effettuato non solo lungo il percorso della Vara ma anche nelle tantissime vie limitrofe. Il carro votivo ha preso forma a piazza Castronovo, mentre a piazza Unione Europea sono arrivati dopo la tradizionale passeggiata da Camaro anche i giganti Mate e Grifone, quelli che la leggenda vuole siano i fondatori di Messina. Il loro posizionamento di fronte al comune è il segnale che i festeggiamenti entrano nel vivo, un colpo d'occhio anche per i migliaia di crocieristi approdati in città che non hanno perso l'occasione di farsi scattare una foto. Il programma della Vara prevede la partenza della processione domani alle 18:30 e l'arrivo a Piazza Duomo alle 21, dopo essere stata sospinta dalla fatica, dalla devozione e dalla passione dei tanti tiratori che si ritrovano sotto il cippo ogni anno. Il momento clou, come sempre, è la svolta, quel movimento particolarmente complicato e pericoloso che dalla via Garibaldi poi porta in via 1 settembre e quindi a Piazza Duomo. È il momento più atteso al termine della processione poi in cattedrale, la messa celebrata da Monsignor Santo Rocco Cangemi, nunzio apostolico in Serbia. Dunque tutto questo domani, noi adesso facciamo una pausa, tra poco il calcio, attesa per il debutto in B venerdì del Palermo, mentre domenica il Catania ospiterà il Crotone per la Coppa Italia DC. Vi aspettiamo, state con noi. Al calcio è già tempo di campionato, il Palermo gioca il giorno dopo di Ferragosto in Serie B, anche il Catania atteso domenica dall'esordio nella Coppa C con il Crotone. Intanto tiene ancora banco il mercato. Marco Carli. La Serie B comincia col Palermo, rosanero in campo per primi il giorno dopo Ferragosto in casa del Brescia dopo l'ottimo viatico rappresentato dalla vittoria di Parma in Coppa, con Dionisi pronto a confermare il tridente insigne Brunore di Francesco. Sul mercato sono proprio gli attaccanti a tenere banco, Zrnak e Allende, i due nomi accostati ai rosa. In difesa ancora Ferrari, il giocatore che farebbe al caso, così come Ceccherini del Verona. Pronto all'esordio casalingo il Catania che domenica alle 21 in casa per la Coppa Italia DC, i rossazzurri detengono il trofeo, giocherà contro il Crotone. Gli etnei si allenano al Massimino e attendono il consueto contributo del pubblico vicinissimo ai colori, come dimostrano i numeri della campagna abbonamenti. Nel frattempo la priorità di Faggiano è sfoltire la rosa e alleggerirsi dai contratti più pesanti di Carmine, Chiricò e Teio i nomi. Su Castellini la società non vorrebbe privarsi ora del giocatore, ma ovviamente è il mercato a dettare tempi ed eventuali decisioni. Sugli arrivi ballano sempre i nomi di Gomez, Montalto, De Rose e di Lunetta e Guglielmotti per la ratifica degli accordi. Altro colpo di mercato per il Trapani che ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Carriero nelle ultime 2 stagioni in B col Cittadella. Il giocatore ha firmato un contratto biennale per completare l'organico. I Granati, in ritiro a Torino fino a venerdì, vigilia della gara di Coppa Italia DC col Monopoli, sono alla ricerca di un forte difensore. Si fa il nome dell'argentino Torrent del Central Cordoba. In casa a Messina, Franco piace al Monopoli e soprattutto al Picerno. Qualora partisse servirebbe coprire un altro buco, questa volta a centrocampo, in una rosa che già in porta e in attacco andrebbe notevolmente rafforzata. Ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie, buon pomeriggio.